Confermo appunto che il tema di quest'anno è il filo della tradizione, quindi ho colto questa palla al balzo per riportare la fiera alle origini. In che modo? Strutturando la fiera con suddivisioni merceologiche ben definite, mettendo in primo piano, quindi all'ingresso della fiera, la persona come essere umano e dedicandogli quindi tutta una serie di installazioni, di setup, io le chiamo nel mio gergo, dedicate appunto all'essere umano, quindi l'abito piuttosto che il gioiello, piuttosto che un accessorio, una cintura, una borsa, per concludere con i coltelli che fanno parte integrante della nostra cultura. Subito dopo la parte dedicata alla persona fisica andremo a incontrare, a snodarci verso un percorso molto ben organizzato, composto appunto da oggettistica e complementi d'arredo. L'oggettistica per me non è soltanto fatta in ceramica, potrebbe essere anche quella fatta in legno, insomma in diversi materiali che però appartengono alla stessa denominazione che è quella di complemento d'arredo, quindi complemento d'arredo inteso come completamento di un'idea già definita, ipotesi di un ambiente in casa mia che è già predefinito, ma di cui io voglio dare ancora di più identità e che mi rappresenta, quindi ulteriormente. Quindi complemento d'arredo unito alla ceramica, l'oggettistica in generale, per poi andare ancora avanti in questo percorso e arrivare nel fulcro, il fulcro di questa fiera che è composto dal legno, dall'arte della tessitura, dal ferro battuto e dai materiali naturali che sono il filo della tradizione.